Siamo con il vicepresidente di Ippogroup Cesenate, Michele Canali. Oggi si conclude Natale con i cavalli, che sono state tutte le iniziative organizzate in questo periodo da Ippogroup Cesenate. Oggi appunto c'è anche il Gran Premio della Vittoria, quindi facciamo un bilancio di questo periodo. Sì, senti, abbiamo organizzato questa stagione di Natale con l'oggetto Natale con i cavalli, identificando 4 domeniche, il 12, il 19, il 26 e oggi che è la chiusura, come hai detto tu, con il giorno dell'Epifania, con il Gran Premio della Vittoria. Devo dire che le iniziative che noi abbiamo messo in piedi per queste 4 giornate, legate soprattutto alle famiglie, ai bambini e al pubblico femminile, hanno avuto un grande successo. Abbiamo avuto anche giornate meno clementi da un punto di vista del tempo, ma comunque la gente è venuta. Oggi, che è la giornata conclusiva, abbiamo veramente tanta gente che è venuta a vedere la Befana, è venuta a vedere i pony che tra poco correranno e hanno provato nel tondino, e tutta una serie di iniziative che hanno fatto sì che, nonostante ieri fosse un tempo sicuramente non buono, oggi le famiglie sono uscite di casa e non dimentichiamo il periodo in cui siamo, veramente difficile, sono venute all'Ippodromo Arcoveggio, che ancora una volta è al centro della città ed è l'obiettivo fondamentale che vogliamo consolidare anche per la riapertura a febbraio.